Margherita Beis nacque l'8 settembre 1815 in un piccolo villaggio svizzero. Fin da bambina dimostrò una fede profonda e una devozione sincera. A 8 anni ricevette la cresima e a 11 anni la prima comunione, momenti che rafforzarono il suo legame con Dio. A 15 anni iniziò a lavorare come sarta, un mestiere che svolse con passione per tutta la vita. Sebbene avesse pensato di diventare suora, decise di rimanere nubile per dedicarsi alla sua famiglia e alla parrocchia. Un giorno suo fratello sposò una donna che non nascondeva la sua avversione per Margherita. Nonostante le difficoltà, Margherita rispose sempre con pazienza e amore, guadagnandosi alla fine il rispetto della cognata. Ogni giorno Margherita partecipava alla messa, il momento più importante della sua giornata. La domenica pregava a lungo, recitava il rosario e insegnava il catechismo ai bambini, preparandoli alla vita morale e religiosa. Aiutava anche le giovani ragazze a diventare future spose e madri. A 35 anni Margherita si ammalò gravemente. Pregò la Vergine Maria di guarirla o di farle condividere le sofferenze di Gesù. Il suo desiderio fu esaudito e da quel momento iniziò a vivere le sofferenze di Cristo nel suo corpo. Margherita visse con amore e sacrificio fino alla fine dei suoi giorni. Morì serenamente, come aveva desiderato. Dopo la sua morte, molti cominciarono a visitare la sua tomba, pregando e ricevendo grazie e guarigioni. La sua vita, semplice ma straordinaria, continua a ispirare molti a seguire il suo cammino di fede. La storia di Margherita ci insegna che la santità non è riservata a pochi eletti, ma è accessibile a tutti coloro che vivono con amore, pazienza e devozione verso Dio e il prossimo. Margherita Beis vive nelle preghiere e nei cuori di coloro che cercano conforto e guida. La sua vita, esempio di santità quotidiana, ci invita a vedere il sacro nelle nostre vite ordinarie e a credere nel potere trasformativo dell'amore divino. Attraverso la sua intercessione, molti hanno trovato la forza di affrontare le proprie sofferenze, vedendo in lei un faro di speranza. Margherita ci insegna che ogni atto di bontà, ogni sacrificio e ogni preghiera possono avvicinarci a Dio e trasformare il mondo intorno a noi. Questa è la vera eredità di Margherita Beis, una vita vissuta con amore, una testimonianza di fede incrollabile e una prova che la santità può essere trovata nei gesti più semplici e nei cuori più umili. Il suo esempio rimane un'ispirazione eterna per tutti noi. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.